Euroregioni News. Salvini a Pradamano, la folla, sei uno di noi. La giornata conclusiva della festa nazionale della Lega a Pradamano è stata a bagno di folla per il segretario Matteo Salvini, salito sul palco insieme al capogruppo alla Camera dei Deputati Roberto Molinari e al governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Federica, incorniciati dalla giovane bellezza della sedicenne Kelly Ciroi di Gonars, finalista in Friuli Venezia Giulia del concorso Alpe Adria International. I temi del mantra leghista hanno più volte infiammato i fan, dall'immigrazione clandestina alla sicurezza, dal decreto dignità alle pensioni, dalla legittima difesa alle lotte alle mafie. Molinari ha decisamente respinto le accuse di razzismo leghista, ha promesso giri di vite punitiva su quelle industrie che delocalizzano dopo aver preso soldi pubblici, perché l'obiettivo finale, rivedendo Job Act e legge Fornero, è quello di dare piena occupazione agli italiani. Anche Salvini si è soffermato sulla legge Fornero, una legge che ha rovinato milioni di italiani, ha detto che va smontata, nonostante si dica che non si può fare. Con la reintroduzione della quota 100, ha ringato Salvini, verrà restituito ad almeno 400.000 italiani il diritto alla pensione, aprendo la strada ad altrettanti giovani nel mondo del lavoro. In tema di tassazione ha ribadito il 15% di prelievo per i piccoli imprenditori, commercianti, artigiani e partite IVA. La lotta alle mafie, che sono dappertutto, verrà condotta intensificando le azioni di confisca dei loro patrimoni, mentre sul versante del contrasto all'immigrazione clandestina, con gli sbarchi ridotti da 103.000 a 20.000 e con il risparmio di €1 miliardo, andrà finanziato il potenziamento delle forze dell'ordine. Salvini ha ricordato altri contenuti del decreto sicurezza ed immigrazione che la mattina dopo è stato approvato dal governo. Tra gli obiettivi quello di non dare più denaro a chi ha speculato sull'immigrazione clandestina. Dopo aver accennato alla volontà di stracciare milioni di cartelle Equitalia, toccando il tema della salute, il segretario della Lega ha detto che il rispetto per la scienza non può essere alibi per prestare il fianco agli interessi delle multinazionali del farmaco. Tutte parole che hanno indotto l'effetto Pontida sulla folla, in fila dopo i discorsi per un'interminabile sessione di selfie con il segretario, ormai trasformatosi in una rock star. La stampa, tra l'altro presente con delle testate internazionali, è stata definita genericamente non amica. Giornalisti ed operatori, pur in uno spazio per loro transennato, si sono seduti educatamente in terra per non oscurare la visione del palco. Al momento dei selfie che si sono svolti davanti al palco, tutti i giornalisti sono stati invitati fermamente ad andarsene e il piccolo gazebo posto al lato della struttura con tanto di poltroncine, che sembrava dovesse essere utilizzato per incontri con la stampa, è rimasto deserto. Le priorità in quel momento erano altre: pubblico, selfie e dirette Facebook. Il concerto di Povia, che doveva chiudere la serata, ha invece preceduto l'intervento di Salvini. Tanti applausi per questo cantante con i suoi testi politicamente impegnati e solitamente fraintesi o censurati, tanto che il cantante ironicamente di ogni brano ha detto: questo l'ho presentato a Sanremo, ma non lo hanno voluto. Euroregioni News.